Mister, arriva la Fiorentina, una gara importantissima, Verona che si gioca la permanenza in Europa nell'ultima di campionato. Importantissima e difficilissima perché la Fiorentina è una grande squadra, ha fatto un ottimo ritorno, però noi non possiamo perdere questa partita perché ci teniamo troppo alla Champions, è un palcoscenico eccezionale e vogliamo vincere questa partita a tutti i costi. Nella squadra viola tante ex, una su tutte è Patrizia Panico. Sì, Patrizia Panico, ma ce ne sono altre, ma la Fiorentina è forte nella sua complessità, è una buona squadra, lo ha dimostrato in campo, lo ha dimostrato con i risultati, noi vedremo cosa riusciremo a fare con loro. Tante assenze importanti anche sabato. Ma questo purtroppo oramai ci siamo abituati dall'inizio del campionato, oramai dovremo andare avanti così. Io credo che comunque chi andrà in campo farà il suo dovere, come ha fatto fino ad ora. Ripeto, sarà una bellissima partita indipendentemente dalle assenze. Stagione che poi non sarà finita per il Verona perché c'è una semifinale di Coppa Italia con ottime possibilità di arrivare a giocarsi la finale. Sarebbe importante anche tornare in finale di Coppa Italia, ricordiamo sempre come già detto che c'è la semifinale dove probabilmente siamo favoriti, però le partite sono tutte da giocare. È chiaro che anche la Coppa Italia è un trofeo che ci interessa e sarebbe il coronamento comunque di una buona stagione.